Non so voi, ma questo è sempre stato il mio sogno. Che razza di sogni? Schiavi, voi morirete stanotte. Nita! Insieme avete resistito a grandi avversità. Altri guerrieri non si sarebbero battuti altrettanto bene. Grazie, Gran Maestro. Rimarrò qui per rispedire Kotal Khan nel regno esterno. Dirigetevi al Tempio Celeste. Il regno della terra dipende da voi. Lord Shinnok è ormai finito. Presto la corruzione del Jinsei sarà irreversibile. Poi l'invasione potrà procedere. Raiden e i suoi alleati non opporranno resistenza. Una volta caduto il regno, la strada verso la vittoria sarà sgombra. Avvisa Lord Shinnok che gli Unni e gli Orchi sono pronti. Al suo ordine li scateneremo sul regno della terra. Hai trovato il portale di Raiden per i cieli? Sì, ma è protetto dai sigilli. Non ci passiamo. Questo è inaccettabile. Distrutto il regno della terra, dovremo completare la vendetta di Lord Shinnok, invadere i cieli e distruggere gli dei anziani. Venite. Muovere guerra ai cieli. Se Shinnok abbatte gli dei anziani. Addio, universo esatto. Kung Lao, vederlo in quello stato. Se non sistemiamo le cose, finiremo nel regno occulto a mendicare. Andiamo. Takeda! Tua madre ti ha mai detto ciò che ho fatto ai suoi amici? Li ho uccisi in un battito di ciglia. Insieme a tua figlia. Ne vai fiera? Siamo legate nella morte. Ti unirai a noi. E ti darò un'educazione migliore. La violenza ti fa bella. Non mi ha impressionato. Get down! Bella offerta, mammina, ma passo. Te ne devo una. Me lo ricorderò. Sta indietro, principessa. Pensi che le parole possano fermarmi? Grazie del supporto. Quando vuoi. In fretta, signore. No!
Vuoi morire per prima? Così sia. Può solo andar peggio. Forse la prossima volta. La mia figlia è inarrestabile. Nasconditi dietro la gonna di tua madre. Così sia. Mi aspettavo di meglio. La mia figlia è inarrestabile. Non uccidi nessuno. Aiuta Jackie. Ti ha acconciato Maluccio. Ottimo approccio. Posso combattere. Jackie? Non è niente come in Kurdistan. Voi due andate. Ce la sbrighiamo Jackie e io. Cosa? Vi rallenteremo. Mai e poi mai. Diavolo. Giù le teste. Ci vediamo dall'altra parte.
Assaporano la tua carne in profondità. Cresceranno dentro di te, mangiandole interiori. Per gli dei. Papà! Prima il padre, poi la figlia. Avranno lo stesso sapore? Morirai anche tu, giovane Cage. Solo tuo padre. Avranno lo stesso sapore? Tu sei l'insetto, io il parabrezza. Cucciolotta. Sono vecchia per il cucciolotta. No, prendi Shinnok. Ma... Ti voglio bene. Papà? Quindi sei il prodotto di Johnny Cage. Così potrò sterminare tutta la sua discendenza. Se vuoi lui, dovrai passare su di me.
Osserva, signorina Cage, mentre strappo la carne a tuo padre. Ecco ciò che ottiene chi mi sfida. Una morte atroce e squisita. Figlio di puttana! Merda, è davvero una dote di famiglia. Il potere di tuo padre non ti salverà. Non hai speranze di sopravvivere. Non hai speranze di sopravvivere. Non hai speranze di sopravvivere. Non ci sei proprio.
passato da Cassie. Sei stata tu. Grande. Cassandra Cage. Mettimi nel Jinsei. Cosa? Non sei... ma ti ucciderà! Bisogna purificare. Presto! Dobbiamo ritirarci. Quella passeggiata può attendere? Niente passeggiate. Piscina. Ombrellini nei drink. Andata. È vivo? Più o meno. Lo aiuto io. Vai da tuo padre. E pensare che mi preoccupavo quando uscivi coi ragazzi. Avevi paura trovassi uno come te? Divertente, bellissima e salva il mondo. Ho fatto il mio lavoro. Di qua. Qui dentro. Isolate Shinnok e Dvora. E serve un medico. Ti aggiustiamo. Ho già chiesto aiuto. Avresti dovuto vederla. Ci ha pulito il pavimento con Shinnok. Ci credo. E tu? Ottimo lavoro con la tua squadra, Johnny. Hai sentito, Cass? Mi ha chiamato Johnny. Te lo sei meritato.
Troppo a lungo ho permesso al Regno della Terra di patire gli orrori della guerra. Più e più volte abbiamo sconfitto i nostri nemici, ma non abbiamo preteso alcuna ricompensa. Non abbiamo chiesto alcun risarcimento. Cosa abbiamo guadagnato con la nostra pietà? Altri intrighi, altra insensata violenza. Come nuovi governanti del Regno Occulto, ascoltatemi. Non mi limiterò più a difendere il Regno della Terra. Cercherò e distruggerò chiunque lo minacci. Non mostrerò alcuna pietà, non concederò tregua. Shinnok era un dio anziano, impossibile da uccidere. Ma ci sono destini peggiori della morte.